Sabato 16 novembre, Santa Gertrude la Grande. È il 320° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 45 al termine. Il sole sorge alle 7:10 e tramonta alle 16:40. La luna si leva alle 19:55 e tramonta alle 10:54. Incursione aerea austriaca su Nervesa, in provincia di Treviso, più tardi chiamata Nervesa della Battaglia per i fatti d'arme che vi si svolsero. Alcune bombe, cadute su Villa Berti, distruggono gli affreschi allegorici che la decoravano, opera di Giambattista Tiepolo. Le previsioni per domani. Tempo in prevalenza perturbato, con cielo molto nuvoloso al mattino e parziale attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio in pianura. Precipitazioni diffuse nella notte con successivo diradamento dei fenomeni già al mattino sulla pianura centro-meridionale e prealpi occidentali, mentre continueranno a persistere sulle zone dolomitiche, sulle prealpi centro-orientali, pianura e coste settentrionali. Nel corso del pomeriggio generale attenuazione del maltempo con residue precipitazioni deboli sparse. Limite della neve molto variabile, generalmente intorno a 1200-1700 metri. Nuovi significativi rinforzi dei venti in quota dai quadranti meridionali. Roncade è una bella cittadina posta a 13 km ad est di Treviso, non lontano dai comuni di Quarto d'Altino e Monastiero, in un territorio che ha conservato l'ampio respiro delle distese ininterrotte delle sue campagne. Così come, d'altro canto, accadeva in questo territorio già in età medievale, epoca in cui Roncade era già un paese fatto di piccole comunità agricole che si occupavano della coltivazione dei propri possedimenti. Infatti, anche il borgo antico della città fu costruito fra il 1400 e il 1600, proprio per poter alloggiare i coloni e i loro animali. Oggi il centro cittadino, che si sviluppa soprattutto lungo via Roma, presenta dei bellissimi palazzi porticati, 5 splendidi corpi architettonici e alcune ville seicentesche affrescate. Un borgo davvero grazioso, reso ancora più vivace nella presenza di Villa Giustiniani, detta anche castello, per le sue grandi mura e le torri merlate. Questo castello oggi è in un certo senso forse il vero cuore della città, non soltanto per l'importanza della maestosa struttura, che è patrimonio di incalcolabile valore architettonico, ma anche per lo splendore di ciò che è custodito appena entro la fortezza. Il solenne viale d'ingresso sorvegliato da antiche sculture che riproducono un'intera compagnia di fanti oltremarini. E poi le sue logge aeree in stile sansovino, con affreschi simili a quelli già eseguiti dal maestro Paolo Veronese per altre importanti ville venete. Una villa di grande interesse che oggi più di un tempo trova integrazione con la città urbana, la natura e il suo territorio.